Entro la prossima primavera Chioggia avrà le telecamere per la ZTL. Il progetto, in ballo da molti anni ma approvato soltanto adesso dalla Giunta Casson, prevede l'installazione di occhi elettronici tutti intorno al centro storico, con l'obiettivo di impedire l'ingresso di qualsiasi mezzo in Corso del Popolo dalla chiesa di San Giacomo a Vigo. Vista la specificità di Chioggia, servirà un periodo di monitoraggio di 6-8 mesi. Disagi per gli automobilisti a Mira, dove sono aperti diversi cantieri stradali. A Miraporte si sta sistemando il cedimento della pavimentazione in trachite. Altri 2 cantieri sulla Brentana riguardano la realizzazione di piste ciclabili e marciapiedi e ancora lavori in corso per la bretella che collegherà la A4 alla Brentana e sugli argini del taglio per la messa in sicurezza delle rive. Tra la fine di ottobre e i primi di novembre verranno attivati i 6 velohockey di Mirano. Nel capoluogo si trovano in via Scaltenigo vicino al distributore Trivengas, in via della Vittoria e in via Luneo, a Zianigo in via Varotara, in centro a Vetrego e a Scaltenigo nei pressi dell'acquedotto. Questi autovelox funzionano soltanto con gli agenti nelle vicinanze, dunque non c'è pericolo di multe inviate a casa. Artigiani a scuola di Russo per salvare le aziende in crisi. La Confartigianato di Asolo Montebelluna organizza corsi base di lingue per imprenditori intenzionati ad andare oltre confine. Le lezioni partiranno a novembre e oltre al russo riguarderanno anche il cinese, il portoghese e l'arabo. Russia, Cina, Brasile e Nord Africa sono oggi i mercati esteri più interessanti per l'export. Sul Pizzò che battaglia per le pale eoliche, domenica mattina manifesteranno sia i favorevoli sia i contrari. L'europarlamentare Andrea Zanoni porterà gli ambientalisti a 1500 metri d'altezza per dire no a 5 mulini a vento dentro le rotte degli uccelli migratori. Anche chi vuole l'energia eolica salirà sul Monte Pizzoc. In prima fila quasi certamente il sindaco di Fregona, Giacomo De Luca. Alla sua morte ha lasciato in eredità la villa al comune di Mogliano. Ora l'edificio, donato da Luigia Testani, vedova del generale Raul Papadia, diventerà biblioteca o centro culturale, ma serve un investimento privato perché il patto di stabilità impedisce al comune di spendere soldi per la messa a norma. Si cercano perciò soggetti interessati alla concessione provvisoria e soprattutto in grado di ristrutturare la villa. Nella città del Santo pochi sostenitori delle case chiuse, al contrario di Treviso o Verona, a Padova soltanto in 350 hanno firmato per l'abrogazione della legge Merlin e conseguente riapertura delle case di tolleranza, iniziativa lanciata dal sindaco di Mogliano Azzolini e appoggiata da quasi tutto il centrodestra. La mobilitazione maggiore si è avuta all'Arcella, dove è più intensa l'attività delle lucciole. Una cinquantina di attivisti di Bioslab, costola del collettivo di scienze politiche e del centro sociale Pedro, ha occupato l'ex Cinema Concordi in centro a Padova. Ufficialmente la protesta è finalizzata a riaprire il dibattito sugli edifici abbandonati in città. Più concretamente e nell'immediato, l'occupazione è servita per avere un posto dove celebrare la festa universitaria delle matricole. Record di solidarietà, il più piccolo comune dell'Alta Padovana e anche il più generoso. Con oltre 4 kg di indumenti per abitante, Campodoro ha conquistato la vetta della classifica provinciale nella raccolta degli abiti usati. In termini di risparmio energetico, il riutilizzo dei vestiti ha consentito di ridurre le emissioni di oltre 43 tonnellate di anidride carbonica e di 73 milioni di litri d'acqua.